questo c'è oggi. Cannelloni sono Vangeli. Oggi cannelloni. Ma gli canto una canzoncina? Beh, certo. No, certo. no, dico no, non vorrei distrarti. Piccolina. Io ti voglio bene assai e tu non pensa a me. Hai capito che ti ha colto con la canzoncina? Visto? No, io so ma che io tu invece l'aspettavi. non è vero che non penso a te, ti penso. Sicuro? Sei tu che non mi Va pensi, bene. non mi fai la genovese. Tu lo sai che lui è anche un bravo cuoco. Lo Lui so, cucina lo bene. so Vabbè, perfettamente. D'altra parte siamo anche un po' dilettante. amici di peso. Voglio Nel dire. senso che come amici abbiamo un peso. Abbiamo un peso. Certo, certo. Allora, questa Raccontaci. è la sfoglia che ho fatto prima e adesso è stata in frigorifero. L'ho messa qui bella a riposare e già ho tirato col mattarello, perché lo sapete che i tempi televisivi sono quelli che sono. certo. Ecco, guardate come deve essere bella sottile per far sì che i cannelloni vengano in un certo modo. Certo. Ricapitoliamo intanto. Che cosa va nei cannelloni? La ricotta, il fior di latte, il provolone, la besciamella, un po' di carne macinata che già io ho messo sul fuoco con un po' di burro, con un po' anche di questi ottimi cipolla, sedano e carota, quindi il Soffritto, tutto viene un po' di bello soffritto. soffritto. Poi mettiamo in una bella ciotola la carne macinata, la ricotta, la besciamella, i formaggi, tutte queste belle cose che vedete, anche perché il cannellone ognuno lo fa a modo suo. A me può piacere il salame o il provolone. A te che ti piace il tuo cannellone? A me tutte cose. Tutte cose. Gianca, tu hai un gusto particolare per il tuo cannellone? No, la carne mi ci piace. La carne ti ci piace. E quindi alla fine Lui questo basta è che non quello... metti verdure, vai d'accordo. lo Leva so, tutto è quello come che me, è è come verde. me. E quindi questo è quello che andiamo a ricavare per fare il ripieno. Attenzione però, perché intanto io che cosa ho fatto? Ho fatto un pomodorino semplice con un buon pomodoro salmarzano passato Che sta sobbollendo. che sta sobbollendo, un po' di cipolla, basilico e adesso un cucchiaio di questo stupendo sugo lo vado a mettere nel ripieno, perché è importantissima questa cosa, deve venire rosato il ripieno. Eccoci qua, guarda che spettacolo. Guarda Diamo una bella vieni giratina. qua, dai una giratina. Vado io? Perché io intanto faccio vedere la misura esatta per i cannelloni. Prendi Coltello appunti, a me- Giancarlo, prendi appunti, ma io Giancarlo so, sa tutto. Sono Allora, tutte cose. facciamo una cosa, ecco qua, la misura esatta più o meno è 9 per 14. Ti vedi con il metro che fai? Ci sono chef che usano il metro. Una volta che li abbiamo tagliati, però, li dobbiamo sbollentare. Beh, l'importante è che siano più o meno tutti uguali, Sì. immagino. E questo è il cannellone sbollentato. Ok. In acqua e sale, giusto una calatina e viene messo sopra. Ok. Quindi, che vi devo dire? Vi devo raccontare anche una cosa stupenda, ma voi lo sapete a casa mia che la domenica di Pasqua c'era la gara dei cannelloni? Ah, no. I miei cugini, che erano 15, facevano a gara a chi mangiava più cannelloni. Ah, io Siamo pensavo che arrivati facessi di la più, gara a mangiare, a no? mangiare. infatti. Quindi siamo arrivati ad un massimo di 25 cannelloni a persona. Pensano i napoletani che fama Catanimma. Ma cosa sei? Ma che stomaco, A roppe sono schiattato. Allora, mettete poi l'impasto nel sacco a poche, guardate, Eccolo quindi qua. facile facile, e andiamo a avvolgere il cannellone. Vedi quanto è semplice? Io non sono per il cannellone secco, cioè con l'impasto secco. Un cannellone adesso fatto a mano, vi prego, mettetevi Vedi, te lo l'impegno. stavo proprio chiedendo, vabbè, ecco guardate qua. che cannellone. È bellissimo. Allora, questo è già bello così, però non è pronto a questo punto. Non Bisogna è pronto. metterlo Viene al messo forno. in una bella teglia, aggiungiamo un po' di besciamella, mettiamo questo sugo favoloso e vuoi vedere che viene fuori? Io Pronti? sono curiosa. Magia! Questo è pronto. Questa è una porzioncina, come dicevo, è una Una piccola porzioncina, una cosa così, vabbè, ma domani è Pasqua, si può, anzi si deve, concediamoci qualcosina. Che ne dici, Giancarlo? Buono, bello, 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 Cioè, bello. chi, bello. Va Bello, bene? mi piace, ma Bello, buono, Oh, insomma, pronto da mangiare. A tutte le famiglie, vi raccomando, la pace nei vostri cuori, che è importantissimo. Sempre, sempre. Io ti ringrazio, Angelica. Vuoi cantare? No, vuoi cantare? No. Oggi cantai, o Sarracina, o Sarracina. Ecco fatto. Sei voluta. Angelica, allegria, perché la vita deve essere allegria. Allegria, allora
Allora, grazie Angelica.